Tornano a Verona come ogni anno puntuali i cavalli di tutte le razze del mondo. Per 4 giorni 3.000 esemplari diventano i protagonisti di Fiera Cavalli, la più longeva e importante manifestazione dedicata al panorama equestre internazionale. Molte le iniziative in grado di coinvolgere e divertire ogni tipo di pubblico, dall'operatore di settore fino alle famiglie, oltre all'unica tappa italiana della Coppa del Mondo di salto ostacoli e di attacchi e il debutto del nuovo Palafiera. 4 giorni dal 7 al 10 novembre in cui la fiera e la città si trasformano nel più grande palcoscenico equestre internazionale con numeri da record. Una media di 650 espositori, di cui 136 esteri da 24 nazioni, oltre 150.000 visitatori, di cui 20.000 stranieri da 75 paesi, 20 delegazioni di operatori internazionali, 35 associazioni di allevatori e più di 180 eventi, gare sportive e convegni. Numeri confortanti nonostante la crisi. Il mondo equestre muove in Italia un giro d'affari di circa 6 miliardi di euro, coinvolge 2 milioni e mezzo di appassionati con 400.000 cavalli e 16.000 allevamenti. E sarà da record, c'è da scommetterci, anche il traffico. Da giovedì saranno circa 40 gli agenti di turno in zona fiera, con il compito principale di gestire la viabilità, ma anche di controllare commercianti itineranti e prevenire fenomeni illegali come la gestione dei parcheggi abusivi, il bagarinaggio sui biglietti, l'utilizzo irregolare di pass disabili e la presenza di noleggi con conducente e taxi abusivi.